Qui nei Campi Flegrei il pesce è sempre buonissimo, ma vi garantisco che appena pescato, freschissimo e ancora più buono. Per questo ho deciso di andare a pescare, per voi, con il mio amico Pietro. Ciao Pietro! Ciao Giacomo. Il canale di Procida è un mare da sempre molto pescoso. Purtroppo negli ultimi anni, mi spiegava Pietro, è stato fortemente sfruttato e questo ovviamente lo ha impoverito. Ma si riesce ancora a pescare tanto. Pietro, abbiamo recuperato le nostre reti, è stata una giornata discreta, no? Sì, noi da queste parti diciamo non c'è male. Non c'è male, va bene. Ma il pesce più grande che tu abbia mai pescato durante questi quasi 50 anni per mare? È stata una pescatrice che è venuta sotto, era un 20 kg. Quindi sicuramente una grande soddisfazione. Noi adesso siamo pronti per tornare in porto e il nostro viaggio continua, coast to coast. Sono a Casa Male, nel centro storico di Somma Vesuviana, le pendici del Monte Somma, lo scudo naturale del Vesuvio. Questa è una terra ricca di storia, di tradizione e di vini. Si narra che l'imperatore Augusto, che aveva la sua villa proprio qui, a 2 passi dal centro storico, vinificasse con le uve del Monte Somma. Io incontro tra poco il mio amico Angelo. Con lui assaggeremo le specialità della cucina locale a base di stoccafisso e baccalà. Ciampa, ciao, benvenuto. Angelo, grazie per l'invito, perché il locale è carinissimo, poi mi hai fatto scoprire questo vino, mi hai detto che si chiama Catalanesca. Catalanesca, Come mai? dall'uva catalana, apposta portata dalla Catalogna, dal re Alfonso I d'Aragona nel lontano 1500. Mamma mia. E che ci abbiniamo qua vicino? Logicamente baccalà, Visto che siamo visto a che Somma. siamo a Somma. Assaggiamo una specialità di baccalà. Ci sono diverse specialità a base di baccalà e stoccafisso. In questo momento siamo onorati con il baccalà marinato, Ah, caspita. con insalatine varie sempre del luogo. Che poi la cosa incredibile è che noi non ci troviamo vicino al mare, qua a Somma. Non ci troviamo vicino al mare perché praticamente anche il baccalà ha una storia antica legata col territorio. Il baccalà viene pescato nei mari del nord Europa, ma incredibilmente in Campania è diventato un piatto della tradizione locale. Lo cucinano in tanti modi diversi, sempre buonissimi. Io sono a Somma Vesuviana, alle pendici del Vesuvio, dove incontro Fabiana, una mia amica la cui famiglia si occupa di baccalà e stoccafisso da 4 generazioni. Ciao Fabiana! Ciao! Che cosa fate qua? Importiamo, trasformiamo e commercializziamo lo stoccafisso e il baccalà. Ed è una cosa che fate da tantissimi anni, qui ha cominciato addirittura il tuo bisnonno. Esattamente, sì. Lui si recava al porto di Napoli per barattare le prelibatezze del Monte Somma con questi pesci dei mari del nord che erano di lunga conservazione e quindi incontravano le esigenze e i gusti soprattutto del nostro entroterra. Senti, io sono curioso, voglio vedere come lo lavorate. Andiamo. Eccoci qua, siamo arrivati. Fabiana, dunque, questo è il baccalà. No, questo è lo stoccafisso, cioè il pesce bastone, ovvero il merluzzo essiccato, posto sotto sole. Che a voi arriva direttamente così. Esattamente. Successivamente avviene la fase della scodatura, il pesce verrà poi sviscerato e posto in questa vasca. Mentre quello è il baccalà, Sì. che è un pesce diverso. No, fanno parte della stessa famiglia, il Gadus morua. La differenza è nel processo di conservazione, perché mentre lo stoccafisso viene posto sotto sole, il baccalà viene posto sotto sale. E assume ovviamente un sapore completamente diverso anche in cucina. Voglio farvi vedere questo pezzo incredibilmente grande di baccalà, che poi altro non è che il pesce tagliato a metà ed aperto. Per tutti gli italiani questa è l'ala di baccalà, per i napoletani è ascella. Un pezzetto di questo fritto, ovviamente, non può mai mancare sulla tavola a Napoli la sera del 24 dicembre, la vigilia di Natale, per tradizione o, come dicono i napoletani, per devozione.
Noi continuiamo il nostro giro. Il nostro viaggio continua, coast to coast.